Concittadine e concittadini del nostro Friuli Venezia Giulia, una nota da Fogolar Politic per ricordare il 60° anniversario dell'approvazione dello statuto e quindi dell'avvio di questa nostra regione, una regione certamente composita e anche squilibrata, sbilanciata, almeno in origine, a favore di un centro, di un capoluogo regionale privo di tradizioni di coordinamento territoriale, almeno in quell'area, in quell'ampia area, in quell'ampia fascia di territorio che si rifà più direttamente alla grande memoria della patria del Friuli, quindi di quel seme di regionalità distinta nel nord-est e nord-est dell'Italia che pur sottaciuto avalla ancora oggi il diritto ad una regione propria ed autonoma per le genti e le terre di una frontiera, di un confine altrimenti ridotto ad una propagine, facilmente ridotto ad una propagine di un grande Veneto. Bene, innanzitutto in questo 60° anniversario del Friuli Venezia Giulia un ringraziamento da Fogolar Politic a tutti coloro che hanno cercato, che hanno tentato in questi decenni di riequilibrare questa nostra regione, di restituire in particolare dignità ad un entroterra che non poteva e non potrà essere brutalmente ridotto a retroporto triestino. E questo non in odio, non è una espressione in odio, un'intenzione in odio alla carissima città di Trieste, ma è chiaro che il destino di questa regione non può essere altro che quello di un riconoscimento reciproco delle peculiarità dei territori che la compongono e anzi andremmo oltre. Il futuro di questa regione passa attraverso la condivisione delle peculiarità, la condivisione delle nostre mille differenze e anche l'affiatamento. Ecco, l'affiatamento, la condivisione e l'affiatamento di queste nostre differenze che formano il Friuli Venezia Giulia. E solo così potremmo dire che, beh, valeva la pena allora, nel 1963, inventare, avviare questa nostra regione di oggi. Valeva la pena. Se valeva la pena, tocca a noi dimostrarlo. Arrivederci, arrivederci, na svidanie, auf Wiedersehen, se vedemo ben.